Direzione altare rupestre Monte Mesu, Chiesi. Caldo oggi? Una schifezza. Praticamente dobbiamo passare da dietro al monte? Sì, sempre se troviamo il sentiero. Guarda mo, Vuoi vedere? cosa ti sembra? È una lastra incorniciata questa. Esatto. Questa invece è una vera e propria gradinata, hai visto? Eh sì, ma è peccato, è spezzata in due. Già, peccato. Ah, eccola lì. Qui ce n'è un'altra, mo, un'altra bella base incorniciata. Guarda dalle tue parti se c'è qualche cosa. Sto controllando. Ecco qui. Ora sono praticamente all'interno di quello che presumiamo fosse ipoteticamente un tempietto. Allora, ci sono molti altri blocchi sparsi un po' qua, però la struttura si capisce bene. Qui dietro la gradinata principale si intravede anche questo piccolo sorta di gradini, sono lavorati, ben delineati, ben definiti. E qui c'è l'altra lastra col cornicione in bassorilievo, eccola qua. Belle, sono 3 circa, l'altra di là. Ok, sì, quindi secondo me queste stavano frontalmente alla gradinata, o frontalmente o nei lati, ad incorniciare il tutto. Avrei da dire qualcosa su questo monolite. Allora, da notare una cosa. Se andiamo un po' più internamente potete vedere questa cornice in bassorilievo, ok? Si intravede la lavorazione che poi ad un certo tratto termina qua su. Sono sicuro che questo blocco ne facesse parte, che il continuo della cornice lo troviamo al di sotto. Sì, secondo me è proprio così. Era un monolite unico, un blocco unico, quindi questo è caduto da lì sopra. Si trovava lì praticamente. 1, 2, 3, 4 e poi portava dentro il tempietto. Logicamente era coperto da un tetto ligneo. Allora, guarda questi blocchi, no? Ah sì, particolari. Sembrano ben lavorati. Guarda, Sì. guarda i segni di scalpellini. Beh, è evidente la lavorazione. Guarda, 1, 2, 3, 4. Poi è strana anche la forma, lo vedi che sembra una L? Sì. Poi sembra che quella sottostante appartenga allo stesso blocco. E infatti lo stavo notando anch'io, è spezzato. Sembra una sorta di portone si è unito, magari poteva stare sopra la gradinata.
Questa è la capanna che ti dicevo, Sì, con questa pietra quadrata ho che visto, ho visto. all'inizio mi pareva un laccheggio, ma non è così perché è anche un incastro, come Stranissimo, vedi. strano veramente. Aspetta che lo pulisco. Secondo me era la capanna dello sciamano. Sì, del sacerdote, molto, molto probabile. E ora veniamo al vero gioiello di Montemesu, questo bellissimo altare. Non veniva questa lavorazione. 3 incavi perfettamente realizzati in questo agglomerato roccioso, 2 forme quadrate e una tronco conica, di cui una a semicerchio qua a destra. Tempio e altare sono rivolti entrambi a destra, praticamente dove sorge il sole. Ora ritorniamo alle vasche. Notiamo subito che sono lavorate con una sorta di canale, piccole canale scavate, che uniscono una vasca all'altra. È già stata avanzata l'ipotesi che fossero utilizzate come misuratore del tempo, utilizzando l'acqua appunto, con queste riseghe all'interno della vasca troncoconica che sembra che abbia delle tacche su interno per misurare le ore. Comunque questa è l'ipotesi data. Guarda quella pietra, sembra lavorata. Sì, sto vedendo. Sembra sbozzata, sì. Sì, ho visto. Particolare. Boh. Non si capisce. Ma in basso sì, guarda un po' lì cosa c'è. Sembrerebbe una sorta di postazione, ma incorniciata, guarda. Sì, No, vabbè. come le altre. Completamente lavorata. Già. Sì, ma non capisco perché in questo strapiombo. Forse una sorta di posta di vedetta, di sentinella sul panorama, sì.